Il girone C di eccellenza ha visto due squadre agrigentine portare a casa risultati positivi. Il Canicattì vince sull'Alba Alcamo per 2 reti a 0, mentre il Licata, che ha giocato fuori casa con la Nuova Caccamo, realizza 3 punti con una vittoria per 1 rete a 0. Per la squadra del Pro Favara il risultato invece è negativo, nonostante la partita sia stata disputata tra le mura amiche. Perde infatti per 1 rete a 0 con la Dattilo, nonostante la squadra allenata da Francesco Fanara cercasse in casa la sua prima vittoria. La rete per il Dattilo è stata segnata da Guaiana. La classifica del girone vede in testa il Mazzara in tandem con il Licata e il Canicattì, tutti a 15 punti, mentre il Pro Favara è fermo a quota 6 punti. Di Guaiana il Dattilo passa a Favara per 1-0, siamo col tecnico degli ospiti Vincenzo Melillo, una partita molto grintosa tra due squadre che hanno giocato, alla fine credo che il successo non faccia una grinza. Sì, hai detto bene, penso che abbiamo vinto meritatamente, non abbiamo rubato nulla. Sapevamo di venire a giocare qui a Favara, una squadra molto grintosa, una squadra molto diciamo, che cattiva calcisticamente, che giocava in casa. Infatti diciamo, i primi quarto d'ora, 20 minuti abbiamo un po' sofferto la loro grinta, però abbiamo registrato solamente una parata di Vito Grimaudo, però poi nel primo tempo abbiamo avuto 2 gol annullati, penso il primo in fuorigioco ci sta tutto, però il secondo gol di Marco Fina con gran tiro da fuori area, penso che l'abbiamo visto diverse volte e anche qui con gli amici che ci hanno fatto vedere le telecamere abbiamo visto che non c'era nessun fallo e abbiamo rischiato di passare in vantaggio con un gran tiro di San Martano e niente, poi il secondo tempo diciamo, abbiamo un pochettino abbassato un po' i ritmi, però con una bella giocata grazie anche a un paio di sostituzioni che abbiamo fatto, penso che abbiamo fatto un bel gol di pregevole fattura e alla fine, ripeto, penso che non abbiamo rubato nulla e faccio naturalmente i complimenti a Favara perché ha dimostrato di essere anche una buona squadra. Venire a vincere a Favara sicuramente non sarà facile per nessuno, noi ci siamo riusciti, quindi posso solamente fare i complimenti ai miei giocatori. Al termine di Pro Favara Dattilo, finita 0-1 per la squadra ospite, siamo con Gerlando Contino, centravanti della Pro Favara. Gerlando, che partita è stata? Ma sicuramente abbiamo affrontato un grande Dattilo, una squadra importante, con dei giocatori davanti che si muovevano bene e che ci hanno messo in difficoltà, però penso che abbiamo ribattuto bene, abbiamo contrastato bene e ripartivamo. L'unico problema è che non siamo riusciti a buttare la palla dentro, mentre loro in un episodio hanno sbloccato la partita. Con tutta onestà ho visto un Pro Favara, specialmente i primi 20-25 minuti, giocare anche bene. Sì, penso che abbiamo affrontato con la giusta concentrazione. I primi 20 minuti li abbiamo messi in difficoltà e purtroppo le partite, se non si butta la palla dentro, non si vincono. E loro sono stati più bravi di noi.